Siamo arrivati presto questa mattina, intorno alle 8, 8:05, 8:10 abbiamo vissuto appieno quello che è stato l'arrivo e la preparazione di questo evento. Siamo arrivati alla terza locazione storica del circuito del tè, abbiamo fatto una pausa nel 2017, noi abbiamo fatto questo esperimento nel 2016 in occasione del nostro trentennale, abbiamo sospeso il 2017 perché abbiamo pensato di fare questa manifestazione biennale, perché ovviamente comporta degli sforzi umani e anche finanziari un'operazione di questo tipo. Siamo orgogliosi di essere qua, abbiamo moto che vengono un po' da mezza Italia, abbiamo la moto con il quale Guido Leoni, il dondolino, con il quale Guido Leoni ha partecipato e vinto qua il circuito del tè. Abbiamo ospite gradito e Carlo Biali, 9 volte campione del mondo, che ha partecipato, è venuto a vedere qua il circuito del tè e quindi insomma siamo orgogliosi di questa manifestazione. Abbiamo 70-80 moto di qualità direi eccelsa. Il regolamento prevede interno nostro le auto possono partecipare fino nel 1970, la moto più vecchia oggi è del 1908. Faranno 3 giri del percorso del circuito del tè, partendo per categoria faranno 3 giri dalla più anziana alle più moderne per gruppo. Organizzare queste cose oggi è molto difficile e chi le fa hanno la mia grande stima nei loro confronti, sia Piero Pan che il presidente del club. Io sono contento di essere stato invitato a questa festa e sarò breve per dire che ho cominciato 3 anni a correre con l'MV. Dal 47 al 49. Sono passato alla mondiale, ho fatto altri 3 anni e ho vinto il mondiale e 3 secondi posti. Nel 53 sono ripassato all'MV Agusta e ho conseguito 9 titoli mondiali e sono contento di essere ancora presente perché molti colleghi tempi addietro con le strade che c'era e quel che c'era come gomme, come catene, come tutto, poveretti hanno lasciato giù la vita. In tutti i circuiti, al Nürburgring, al Tüdelsdorf, in Irlanda, in Germania, dappertutto.